Una piazza medievale bellissima, ricolma di bandiere e di speranze. Lavoratori di ACC e ceramica dolomite insieme e insieme a loro i vescovi della loro provincia e della loro diocesi, Belluno e Vittorio Veneto. Due aziende dovessero chiudere, si apre una situazione molto precaria per tutto il territorio, per tutta questa vallata. Primo. Secondo, anche la richiesta di aiuto da parte delle autorità civili che si sono dimostrate molto sensibili e molto preoccupate e quindi domandano che anche la realtà ecclesiale si faccia interprete e portavoce di questa preoccupazione e dia il suo sostegno. Ci siamo perché siamo coinvolti pienamente col vissuto delle famiglie, delle persone, qui dei lavoratori e delle comunità. E quindi questa presenza vuol dire una presa di consapevolezza che dobbiamo costruire insieme una storia e costruire insieme anche quello che è il lavoro, che deve diventare il lavoro per la società.